io sono come una tigrotta. Mi fai impazzire, amore mio bello, mi fai impazzire. Amore, mi sta facendo impazzire. Anche tu, amore, io ti amo, ti adoro, sì, caro, sì, amore, sì, che caro, amore. Amore, sono tornato! Sono qui! È tornato mio marito! Scappa! Scappa, lascialo dai! Corri! Dico che tu mi ammazza! Muovete, suggiti, muovete, suggiti! Mi ammazza, Ghindu, capito? Oddio, mucciati! Concertina! Che hai? Che sento letto? Ah! Sto male, Che hai? c'è un dolore qua! Mi sta venendo l'infarto! Palpitazione, mi sta venendo l'infarto! Chiamo il dottore! Ora ti chiamo dottore, stai tranquilla, non ti agitare, non ti agitare. Che c'è? Chiamo un dottore, la mamma sta male. Papà, Che c'è? perché c'è un uomo nudo dentro l'armadio? Chi? Un uomo? Sì. Che ci fai, Salvatore? Devo dire che non fatto che tu ti metti a giocare capiccerina. Salve a tutti amici e ben ritrovati in questo nostro incontro. Oggi parleremo di problemi di cuore, nella fattispecie della malattia coronarica. Come ben sapete, il cuore è un organo che pompa il sangue in tutto il nostro corpo, garantendo il nutrimento di tutti gli organi e i tessuti. Una quota di questo sangue il cuore la riserva per se stesso, per il nutrimento del muscolo miocardico. E questo avviene attraverso appunto le arterie coronarie. Capite bene che una patologia a carico di queste arterie può compromettere la salute del nostro cuore. La patologia coronarica più diffusa, più comune, è quella legata all'aterosclerosi. L'aterosclerosi è un irrigidimento, un ispessimento della parete vascolare. La causa principale è l'invecchiamento, a seguito del quale si accumulano dei depositi di calcio, grassi, materiale amorfo, fibrotico negli strati interni dell'endotelio vascolare. Pertanto si ha una perdita dell'elasticità del vaso e un ispessimento della parete del vaso stesso che può protrudere all'interno del lume vascolare andandolo a restringere. Nella cosiddetta placca stabile, il restringimento del lume del vaso determina una riduzione ovviamente del flusso ematico e quindi in condizioni di maggiore richiesta di sangue da parte del muscolo miocardico, non essendo capaci le coronarie di soddisfare tale richiesta, si verifica la cosiddetta ischemia miocardica, che si manifesta con il dolore anginoso, l'angina pectoris. È un dolore toracico che si avverte al centro del petto, che si irradia al braccio, al collo, alla spalla e alla clavicola. È un dolore che è transitorio, che regredisce spontaneamente nel giro di 20 minuti col paziente a riposo e che è sensibile alla nitroglicerina. Se invece la placca, siamo in presenza di una placca instabile, questa può andare incontro a rotture e questo è l'evento più drammatico, perché si forma un coagulo, un trombo all'interno del lume del vaso che va a restringerlo ulteriormente fino a occluderlo anche completamente, per cui
l'arresto improvviso del flusso del sangue determina un infarto del miocardio con necrosi e quindi distruzione di porzioni appunto del muscolo miocardico. Come nell'angina, anche qui avremo un dolore toracico molto forte al centro del petto che si irradia anch'esso al braccio, alla clavicola, alla spalla, al collo, e può essere anche accompagnato da sintomi anche neurovegetativi quali sudorazione fredda, nausea, vomito. Questi ultimi peraltro sono sintomi che possono anche comparire da soli anche in assenza di dolore toracico, e inoltre il dolore da infarto non regredisce con la somministrazione di nitroglicerina. Come detto poc'anzi, la causa principale è l'invecchiamento, ma esistono anche fattori quali il diabete, l'ipercolesterolemia, l'ipertensione arteriosa, l'obesità e il fumo di sigaretta, i quali appunto costituiscono dei fattori di rischio che possono facilitare sia la formazione, l'ispessimento che la rottura della placca aterosclerotica. Nei pazienti anziani, cardiopatici o che presentano comunque fattori di rischio per malattia coronarica, è sempre bene non sottovalutare mai un dolore toracico, anche perché in un paziente con infarto vige la regola che va a parafrasare il famoso detto il tempo è denaro. In questo caso il tempo è vita, perché quanto più precocemente il paziente arriva alle cure dei sanitari, tanto più sarà possibile salvaguardare porzioni di tessuto miocardico che altrimenti andrebbero irrimediabilmente persi, perché andrebbero irrimediabilmente in necrosi. Bene, con questo per oggi ho concluso. Nel salutarvi vi do appuntamento alla prossima puntata di In Salute.